Presidente Polegato, in questi ultimi giorni sta prendendo sempre più piede la diatriba tra i vari consorzi per il nome del Prosecco. Lei cosa ne pensa di questa situazione? Ma io penso che questa polemica in questa fase qui non ce n'era assolutamente bisogno, è l'ulteriore dimostrazione che ci vuole più dialogo, ci vuole più coesione, si deve aprire un tavolo e su quel tavolo i consorzi devono discutere assieme anche alle associazioni di categoria, discutere i problemi che ci sono e le eventuali migliorie che ci possono essere per coordinare anche un lavoro di squadra, perché io ritengo che la comunicazione in primis deve essere univoca, deve essere coordinata fra i vari consorzi, ognuno ha la sua identità, però non dimentichiamo mai che il Prosecco è quello che è grazie alle colline del Conegliano Valdobbiadene, al fatto che comunque la storicità del patrimonio UNESCO da qualche anno è un valore aggiunto straordinario che ci ha permesso di avere questo prodotto unico al mondo che dobbiamo assolutamente difendere, ci dobbiamo coordinare, ripeto, perché ci sono tutte le condizioni per fare della tutela e delle promozioni come è giusto che sia da parte dei consorzi, senza andare a alimentare polemiche che non aiutano in questo momento di grande difficoltà. Al di là del prodotto che possa andare bene, è comunque un momento difficile, come sappiamo, momenti di materie prime, reperibilità dei prodotti, la siccità che comunque colpisce anche la viticoltura, perciò cerchiamo di andare ai problemi reali, concreti, risolviamo quelli piuttosto che disperdere energie su cose che, ripeto, si possono e si devono discutere nei luoghi adatti a quelle che sono poi le dinamiche che è giusto che ci siano, ripeto, ma che vanno inquadrati in quel senso. È preoccupato di quanto sta accadendo e questo può essere un danno per il nostro territorio? Ma io sono preoccupato per i problemi che dicevo prima, quelli reali, la siccità in primis e comunque un mercato che soffre per il fatto che l'inflazione e comunque le aziende hanno problemi anche di trovare le materie prime per imbottigliare, vedi la scarsità di bottiglie, le difficoltà di avere i materiali cosiddetti secchi nei tempi dovuti, che è un problema che ci assilla da più mesi ormai. Perciò questi sono i problemi che le aziende vivono tutti i giorni e devono sapere che alle spalle hanno dei consorzi, hanno delle istituzioni che li appoggiano, che li aiutano e in questo la Regione in primis ha fatto tutto quello che doveva e perciò è assolutamente da coinvolgere anche la Regione per creare questo tavolo di confronto per vincere quelle che sono le sfide del domani, mettere in sicurezza il territorio, fare di tutto appunto per la promozione e la tutela. Questa situazione arriva dopo il problema del nome Prosek, si può quindi dire che non c'è proprio pace per il nome del Prosecco? Sì, sono sicuramente due cose completamente diverse. Il Prosek è una minaccia che dobbiamo assolutamente debellare perché non è ammissibile, non è possibile che un paese vicino si permetta appunto di poter rivendicare un nome che non ha e qui invece ci sono delle sfumature, io dico, perché non sono problemi così impellenti che vanno risolte e va rispettato, ripeto, quelli che sono i vari territori, perché ci sono 3 consorzi, ognuno ha quello che di proprio ha da raccontare, però a livello di comunicazione deve esserci un coordinamento, deve esserci un sistema Prosecco che funzioni veramente, che le persone si parlino, che non ci siano dualismo fra le parti, ma che ci sia invece la voglia di costruire un qualcosa di concreto, di forte per affrontare i mercati che comunque oggi sono vicini e hanno bisogno del nostro prodotto e su questo abbiamo una grande fortuna che dobbiamo salvaguardare, è un grande patrimonio che pochi hanno e che noi che abbiamo appunto dobbiamo fare di tutto per salvaguardarlo e pensare a costruire ulteriormente il nostro futuro. Essere diventati patrimonio UNESCO per la Conegliana Valdobbiadene è stato sicuramente un vantaggio enorme per far ulteriormente conoscere il territorio, ospitare i tanti turisti non solo stranieri ma anche italiani che hanno il piacere di capire dove si produca questo prodotto straordinario, ma poi tutto il territorio ne consegue, ne si avvantaggia, chiaramente tutta la provincia di Treviso non solo. Cioè, su questo bisogna lavorare, su questo bisogna creare, ripeto, le condizioni per creare squadra finalmente perciò noi come associazione di categoria col Diretti in primis vuol fare la sua parte
deve essere coinvolta per cercare appunto di far sì che si possa pensare in maniera positiva al futuro, mettendo in sicurezza, ripeto, il nostro territorio, parlando in maniera positiva e guardando a un paesaggio che è unico al mondo, straordinario, che dobbiamo salvaguardare e aiutare i produttori, ripeto, in questi momenti che non sono facili.